Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, lui era M con Pop Music 1979, questa è sempre la puntata numero 1222 di Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Lorenzo Viviani e Antonino Danna al microfono con voi. Lorenzo, allora, direi che... Ma lo sai che mi hai messo fame con tutta sta discussione di andare a mangiare pesce e tutto il resto? E ora che si fa? E ora che si fa? Adesso parliamo un po' di verdura, però. Parliamo un po' di verdura perché questo caldo torrido, io per parentesi una giornata che mi sto squagliando, quindi sto bevendo ettolitri di acqua, sono assetato, andiamo a farci ancora peggio, anche perché per rallegrare i radioascoltatori le notizie, come sapete, dicono che anche nei modelli meteorologici, ora non ho visto però notizia di qualche giorno fa, insomma, i modelli dicono che ci sarà questa bonaccia, questo buon tempo ancora per qualche settimana, se non mi sbaglio. Quindi, insomma, ci teniamo un po' questo caldo. Caldo che, ti dico la verità, al mare con un po' di brezza te la cavi. Non so da te in quel di Milano, tanto per farti venire un po' di invidia. Però è un caldo che rompe i gambasisi, naturalmente, in modo particolare ai nostri agricoltori. E quindi ti invito, tu che sei, io in questo momento sono in movimento e non riesco a leggere bene, però stavo guardando la segna stampa, due interessanti articoli, uno sul Corriere Prenestino e l'altro su il resto del Carlino di Ferrara, dove si parla del caldo torrido, l'allarme degli agricoltori e allevatori, frutta cotta all'interno e meno latte. Entrato caldo torrido, sale, pomodori sotto stress e rischio posti di lavoro. Caldo torrido, sale. Quindi insomma, a te le danze, raccontiamo un po' cosa sta muovendo il mondo agricolo in questo momento. Allora, appunto, come citava giustamente il nostro Lorenzo, sul Corriere Fiorentino di stamattina l'allarme di agricoltori e allevatori, frutta cotta all'interno e meno latte, e in particolare Coldiretti la vendemmia sarà più precoce e più povera per quantità come l'olio. In particolare la Coldiretti cosa dice? Che le susine e le pesche sono come cotte dall'interno, i cocomeri presentano larghe scottature, nelle serre la colonnina di mercurio segna quasi 50 gradi, raddoppiando la velocità di maturazione dei pomodori e tra l'altro il terreno è così secco e caldo da costringere gli agricoltori a anticipare di un mese la raccolta delle patate nel tentativo di evitare che secchino, spiegano dall'Associazione di Agricoltori. Non solo, il caldo opprimente sta facendo seccare le fioriture dei castagni, tanto importanti per l'apicoltura, e l'innesco di temporali da caldo provoca grandinate improvvise, come quello che ha colpito alcune vigne e olivi nel Chianti nello scorso mercoledì, con ben 6 grandinati in un solo giorno in provincia di Firenze.
L'uva è già a rischio stress, anche se le viti hanno radici profonde nel terreno, con possibile minor produzione se l'ondata di caldo anche di notte continuerà diminuendo l'escursione termica e si prospettano vendemmie molto più anticipate del consueto. Tra i danni già registrati ci sono poi quelli per il settore del latte, con la produzione diminuita del 20% a causa del caldo. Aumentano anche i costi a carico degli agricoltori in una situazione già resa difficile dai rincari energetici legati alla guerra in Iran e alle tensioni geopolitiche. Il caldo record sta facendo salire alle stelle i prezzi per l'irrigazione, conclude Coldiretti. Per il grano è una buona annata, lo stanno trebbiando, la quantità è buona, ma il terreno è secco per l'uva e per esempio c'è qualche preoccupazione. Intanto ci sono state le grandinate, chi le ha subite conta già i danni, con queste alte temperature si rischia lo stress idrico e senza dubbio ci sarà una vendemmia precoce, spiega Ritano Baragli, vicepresidente di Confcooperative Toscana. L'uva è già 8-15 giorni avanti sul normale, l'accrescimento a causa della stagione per le uve basi per spumanti che ormai si vendemmiano a Ferragosto, si andrà in vigna molto prima. I grappoli saranno più piccoli, più leggeri e con molto più zucchero. Il pensiero va alla vendemmia del 2003, la più povera per quantità degli ultimi 70 anni, ma quasi sempre di grande qualità, e Baragli conclude presto, ma il rischio c'è anche per gli ulivi, specie per le olivette storiche, che non hanno ovviamente impianti di irrigazione. La prospettiva è olive più piccole, meno numerose e quindi meno olio. Invece il resto del Carlino Ferrara, caldo torrido e sale, pomodori sotto stress, a rischio i posti di lavoro. Sempre Confcooperative ci dice che praticamente cosa succede? Succede che nel bacino del Po le piogge non stanno scomparendo, ma sono sempre più concentrate in episodi intensi, alternati a lunghi periodi asciutti, spiega Pierluigi Randi, presidente dell'Associazione Meteorologi Professionisti. Una quota crescente dell'acqua defluisce rapidamente senza ricaricare adeguatamente falde e serbatoi naturali. A questo si aggiunge anche l'aumento delle temperature che accelera l'evaporazione e l'evapotraspirazione, riducendo la disponibilità effettiva della risorsa idrica. Nel Ferrarese, inoltre, la riduzione delle portate estive del Po, la minore persistenza dell'innevamento alpino, la crescente domanda irrigua rendono sempre più frequenti le situazioni di stress idrico. Le conseguenze per il mondo agricolo sono evidenti. Temperature più elevate, ondate di calore più frequenti aumentano il fabbisogno irriguo proprio nei momenti in cui l'acqua è meno disponibile. Ecco, io dico solo una cosa, non vogliono più fare le dighe in questo paese, c'è questo tabù, eppure le dighe ci servirebbero come? Abbiamo Lisetta al telefono, Lorenzo. Vai. Grande Lisetta, buonasera, pronto? Sì, buonasera a tutti e due, Lisetta. Ben trovata. Allora, però è una proposta che dovreste passare al sottosegretario Edoardo Rixi, che forse lo conosce il signore che è lì adesso al telefono. Assolutamente sì, Lisetta. Dimmi pure. Ecco, allora io volevo dire questo. Il nostro segretario, naturalmente, quello che ho già detto, Edoardo Rixi, rilancia l'idea di un riordino centralistico delle autorità del sistema portuale. In sostanza, senza giri di parole inutili, meno autorità periferiche e più potere a Roma. Se ci fosse qua Bossi si riggerebbe nella tomba. Pretendere che un unico ufficio ministeriale, dico io, capisca e decida su tutto in tempi certi e utili è davvero un'illusione, secondo me. E poi devo aggiungere, servono più poteri ai porti che funzionano, servono meno vincoli e più responsabilità. La proposta Rixi va nella direzione sbagliata, perché guarda all'albero e non alle foreste. Il nord-est ha bisogno di porti più forti e più veloci, non di porti più romani e più lenti, dico io. Da qui passa la competitività dell'Italia e non possiamo permetterci errori. Nient'altro, ragazzi, io vi saluto tutti e due, una buona serata. Grazie Lisetta. No, ti rispondo subito. Ora, Lisetta, rispetto a quello che riportano i giornali, ora non parto nella difesa, anche perché hai detto delle cose sacrosante e giuste, lo dice una persona che fa dell'autonomia e dell'autonomia della sussidiarietà uno dei suoi, obiettivi e, sono al centro della mia
anche attività politica amministrativa. Però c'è anche da dire una cosa, che i porti a livello italiano devono avere una propria strategicità in un complesso, perché naturalmente un porto non può autoriferirsi solo a se stesso, perché hanno anche delle particolarità. Ci sono i porti, ad esempio, che funzionano bene come porti di scalo, e ad esempio, uno ad esempio è quello di Gioia Tauro. Sono porti che hanno su certi tipi di direttrici, sulle merci alla rinfusa, e quindi quello che si vuol fare, penso, con la riforma, poi magari giustamente sarebbe anche bello averlo ospite Edoardo Rixi e parlare di queste cose che sono fondamentali anche per il nostro paese, però quello di avere una gestione in cui i porti diventano nella loro autonomia però strategici a livello italiano, perché non possono fare una politica autonoma, perché naturalmente parlano di merci, parli di traffici, e quindi devi entrare un po' in una mentalità imprenditoriale, come naturalmente, quindi meno statale, quindi diventare delle società vere e proprie, e dall'altro punto di vista deve esserci anche tutto una strategia a livello nazionale, perché devono formare un puzzle anche per competenze e per strategie. Non vi sento più. Non lo so nemmeno io, perché tu mi senti? Eccolo. Sì, stavi dicendo, Lorenzo. Mi senti? Sì, No, che abbiamo ancora un minuto. Devono essere anche strategici sulle direttive dove sono, perché naturalmente il porto di Gioia Tauro non ha le infrastrutture per diventare, ad esempio, un porto che può essere collegato su ferro agevolmente col Nord Europa. Questa è un po' la mentalità strategica a livello nazionale. Penso che sia un po' stata strumentalizzata questa cosa qua del fatto che perdino di autonomia, però insomma vedremo, e secondo me deve rispondere, deve parlare in radio il viceministro Rixi, serve la cosa migliore. Detto questo, Antonino, sono le 18:29 minuti. Grazie Elisetta comunque per aver portato questo discorso, anche perché quando si parla di porti si parla anche di qualcosa di importante per il nostro agroalimentare, per la difesa, soprattutto il nostro agroalimentare, per i nostri porti. Sono i primi posti dove si controllano le merci che arrivano nel nostro paese. Io vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi. Ci sentiamo il prossimo venerdì. Ciao Natalia, ciao Antonino, e buona agricoltura e buona pesca a tutti. Buona pesca non si dice mai, ma soprattutto buon consumo a tutti voi, soprattutto in questo periodo. Frutta, verdura, mi raccomando, frutta, guardate l'etichettatura, poi fate una scelta consapevole. Naturalmente noi vi diciamo di prendere frutta di prossimità, chilometro zero, miglio zero per la pesca, ma è decisione vostra, ed è una decisione importantissima che dovete affrontare sul banco del supermercato del vostro alimentare di fiducia. Ciao a tutti. Adesso pausa e poi qui Parlamento con Elisa Montemagni che parla del piano casa, e per concludere Burt Bacharach, Bond Street del 68. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più
avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie al Sottosegretario. Inizio subito con ringraziare la Commissione e i colleghi che con me hanno fatto i relatori, perché è stato un provvedimento impegnativo, complesso nel suo genere, ma che era fondamentale per dare risposte a questo Paese. Ovviamente il ringraziamento più grande va al Governo, va al Ministro Matteo Salvini, che non ci ha messo una notte, come qualcuno vuole farci credere in questa stanza, per portare in aula questo testo. Si parla di anni di lavoro, di concertazione, di tavoli, di studi, perché se è vero, come è vero, che per tanti anni non si è fatto assolutamente niente, non si è fatto niente quando governava chi oggi viene in quest'aula a attaccare la maggioranza, è altrettanto vero che in questi anni la società civile è cambiata. Le esigenze sono cambiate, i poveri sono cambiati nel nostro Paese. Se quando Fanfani ha buttato giù il piano che noi tutti riconosciamo come il più grande della storia, il tema era dare occupazione a famiglie che si spostavano per lavoro, ma erano famiglie molto numerose, oggi il problema è quasi l'inverso. Dobbiamo affrontare un problema che è legato a chi lavora fuori sede, e prima qualcuno diceva che non li abbiamo considerati, ma in realtà non ha letto gli emendamenti perché ci sono. Parliamo degli insegnanti, parliamo dei medici, parliamo delle forze dell'ordine, parliamo degli studenti, parliamo anche delle giovani coppie che spesso non riescono ad accedere al mutuo e che noi intendiamo, ed è una scelta politica chiara della Lega e di questo governo, aiutare, perché i giovani sono il nostro futuro, i nostri giovani saranno le famiglie del domani. Come non possiamo girarci dall'altra parte davanti ai genitori separati, una piaga della nostra società, un genitore che è costretto ad uscire di casa, magari deve anche continuare a pagare il mutuo di quella casa in cui non risiede più, ha bisogno di essere aiutato, anche perché dargli un alloggio significa poter curare i figli e poter portare avanti un progetto familiare. La fascia grigia, la famosa fascia grigia, una difficoltà del nostro tempo che da troppi anni sentiamo menzionare e a cui noi vogliamo dare una risposta. Sono quelle persone che non riescono ad accedere al mutuo, ma non sono così povere da poter accedere alla casa popolare. E allora mettere in campo meccanismi come il Rent to Buy significa andare a dare la certezza e una prospettiva di vita a queste persone. La locazione con riscatto diventa fondamentale e io capisco che qualcuno in quest'aula odi in maniera atavica la proprietà privata, ma noi invece pensiamo che sia un valore aggiunto, una certezza per i nostri cittadini, e noi dobbiamo andare in quella direzione, perché è quella che il territorio ci chiede, è quella che ci serve per tornare a far crescere le nostre città. E attenzione, recupero significa anche andare a contrastare il degrado di alcuni quartieri. Significa andare a lavorare sulla rigenerazione urbana, ridare dignità ad alcune zone del nostro paese, che non è un tema secondario, ma è un tema principale legato anche alla sicurezza. L'incremento dell'offerta, ovviamente, con questo testo lo vogliamo fare tramite gli interventi di sostituzione edilizia, recupero e ricostruzione, e anche con della sburocratizzazione importante. Qui ci attaccano anche perché vogliamo sburocratizzare, ma sburocratizzare significa sveltire il processo, visto che per tanti anni, come si diceva, non è stato fatto niente. Crediamo che ora si debba accelerare per dare le risposte che i nostri cittadini aspettano, e quindi andiamo sul tema dell'edilizia, andiamo sui permessi legati alla SCIA, sulle conferenze dei servizi semplificate per cercare di agevolare la messa a terra di questi progetti. Parliamo di 60.000 alloggi in Italia che sono sfitti, ma non perché i comuni o le agenzie non li vogliono assegnare, sono sfitti semplicemente perché devono essere recuperati e ristrutturati. Alcuni di questi possono essere recuperati anche con 20.000 euro, altri hanno bisogno certo di stanziamenti più importanti, ed è chiaro che noi abbiamo tentato, il governo ha tentato, e noi come relatori e come membri di commissione abbiamo tentato di attingere a più risorse possibili. Ma vedete colleghi, la politica serve anche per decidere, e noi abbiamo scelto che questa è una nostra priorità. Magari per qualcuno no, ma se noi abbiamo deciso di spostare dei fondi sul piano casa è perché per noi l'emergenza abitativa è una priorità. Forse per voi no, anche se dite il contrario. Quindi
abbiamo messo in campo tutte le semplificazioni, è stato nominato un commissario che sarà utile alla gestione dei fondi proprio per agevolare, per andare a far ricadere a terra il prima possibile questi progetti. E poi c'è il tema della collaborazione tra pubblico e privato, molto osteggiata dalla sinistra, ma che noi riteniamo indispensabile, no? Nel 2026, perché continuare a demonizzare il privato e le imprese non credo che faccia bene né alla nostra economia, né al paese, né tantomeno a chi aspetta un alloggio popolare. E quindi il 70-30 c'è utile proprio per andare ad investire, a cercare altre nuove soluzioni per trovare nuovi alloggi da poter destinare, e crediamo che questo sia un piano che guarda alla sostanza. Non è un piano campato in aria, come qualcuno dice, solo per fare demagogia o perché non gli piace. Questo è un piano che centra il problema. Il problema è la richiesta elevatissima di alloggi. Il problema è il cambio dei tempi, perché ovviamente la società si evolve e cambia. E se qualcuno pensa che ci debbano essere solo alloggi pubblici da assegnare, non ha capito che così il problema non si risolve mai. E il nostro obiettivo non è fare della demagogia, demonizzare il privato e dire che deve essere tutto pubblico. La nostra stella polare è quella di dare risposte ai cittadini, e siamo qui perché i cittadini ci hanno votato per far questo, per sburocratizzare, per dare risposte e soprattutto per cercare delle soluzioni che non sono utili solo a chi un alloggio lo riceve, ma sono utili anche alla società, perché una società che è messa in condizioni di poter gestire il proprio nucleo familiare è una società che cresce, che farà crescere questo paese. Per cui per questi motivi noi confermiamo il voto favorevole a questo provvedimento e invitiamo il governo ad andare avanti così, perché pensiamo che se qualcuno pensa di strumentalizzare, noi li ripagheremo sempre con i fatti, e fatti alla mano porteremo i risultati che i cittadini ci chiedono. Grazie. Grazie deputata Montemagni. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Con Globo. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, lo avete appena ascoltato, Burt Bacharach con Bond Street, anno di grazia 1968. Mi viene in mente Stewie Griffin quando beve un po' di alcol e fa i sexy party
Family Guy, i Griffin, questa serie così geniale, ma noi adesso passiamo invece a qualcosa di drammatico. Ecco, pochi minuti fa il presidente Trump ha postato sul suo social la notizia che gli americani hanno dovuto abbattere 4 droni che si erano lanciati contro una nave che stava attraversando lo stretto di Hormuz. Uno è caduto a bordo di questa nave cargo e naturalmente Trump si dice molto seccato per questa violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Beh, se c'è qualcuno che è ancora più seccato sono tutti quei dissidenti iraniani che hanno rischiato la vita da eroi fidandosi della promessa di Trump che l'aiuto stesse arrivando. E invece, come scrive la nostra Francesca Musacchio, che è già al telefono e la voglio ringraziare, sul Tempo, la rabbia dei dissidenti, il sangue dei giovani barattato col mais, la voce degli iraniani oppressi dal regime dei Pasdaran contro l'accordo, abbiamo fame di libertà. Francesca, ma come si fa a mantenere la faccia, anzi, come si fa a perdere la faccia davanti a 40.000 morti a una nazione che aspettava la libertà? Buonasera a tutti, grazie intanto Bentrovata. dell'ospitalità, grazie. Grazie a te. Come si fa? Non lo so come si fa, si è fatto ed è drammatico pensare che quelli che erano i protagonisti o comunque dovevano essere i protagonisti di questa storia alla fine sono stati relegati a delle comparse sostanzialmente, al ruolo di comparsa, il che è drammatico se si pensa che le proteste di gennaio ma anche quelle precedenti del movimento Donna, Vita e Libertà hanno mietuto vittime. Si calcola che soltanto nelle ultime proteste, quelle quindi relative ai primi mesi di quest'anno, siano morte 40.000 persone. Questi sono dati ovviamente che arrivano dalla dissidenza, da fonti informali, non ovviamente dal regime, ma pensare che ci siano 40.000 persone che sono morte per nulla a questo punto e che non chiedevano mais, non chiedevano pane, non si battevano per la fame, seppur il paese sia evidentemente in crisi, ma si battevano in primis per la libertà. Pensare adesso di essere di nuovo tornati al punto dove erano, cioè non è cambiato sostanzialmente, la repressione in Iran continua, il regime continua ad uccidere, ad arrestare, a far sparire le persone, a restituire i corpi in sacchi neri che vengono aperti. E all'apertura le persone, i parenti, i familiari, gli amici provano a riconoscere un corpo, un volto tumefatto, qualcuno, un segno che possa indicare loro che sia un loro congiunto, un amico, un parente, un familiare. E tutto questo non è cambiato, la repressione continua, se possibile forse anche più dura, e tutti quelli che si domandano ma perché gli iraniani non protestano, perché non si battono per la loro libertà, mi hanno risposto perché c'è paura, perché ci sono tante persone che hanno visto morire parenti, amici, per che cosa? Per poi trovarsi al punto di partenza, in un tragico gioco dell'oca che ti riporta sempre alla casella iniziale. Ed è drammatico, e tutte queste persone, la popolazione iraniana, i dissidenti, si trovano davanti ad un accordo, se così si può chiamare, un accordo che non tutela minimamente la loro libertà, che non tiene conto di quali sono le istanze e le richieste del popolo, ma tiene conto soltanto di quello che è poi, e ce ne siamo accorti, l'interesse economico occidentale e mondiale. Quindi la riapertura dello stretto di Hormuz, chiuso astutamente dagli iraniani, possiamo dire, perché ovviamente hanno capito che la chiusura di Hormuz poteva diventare una leva molto molto importante, molto pesante, con conseguenze economiche a livello mondiale e globale. Con questa pressione hanno lasciato il dissenso interno ed esterno e hanno tacitato anche tutte quelle voci del mondo cosiddetto libero, che primis quella di Trump, al quale la popolazione iraniana, ve lo ricordate, durante le rivolte di gennaio si appellava, osannava Trump, chiedeva a Trump la liberazione, non vedeva l'ora che l'attacco statunitense e israeliano partisse sull'Iran, assumendosi di fatto la responsabilità di essere comunque bombardati pur di
veder cadere il regime. Ecco, adesso dalle piazze sono scomparsi i manifestanti, sono scomparsi gli slogan, sono scomparsi gli striscioni, sono scomparse le donne che si battevano per la libertà è scomparso tutto, rimane tristezza, mestizia, preoccupazione, paura, perché ovviamente non è cambiato nulla. E chi si era proposto come liberatore, anche se è un termine forte, ha dato la libertà di un popolo per qualche tonnellata di mais, forse non lo sappiamo, ma loro non chiedevano certamente il mais, chiedevano la libertà. Anche perché nel frattempo Trump blatera di un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran. Questo è convinto che dando soldi ai Pasdaran, i Pasdaran improvvisamente scopriranno che il grande Satana è buono e di conseguenza la smetteranno di perseguire la bomba atomica e di voler sterminare gli ebrei. Questo non ha capito che non siamo a Nuova York dove lui fa i deal, no deal, non siamo nel programma di Apprentice, siamo nella realtà. La realtà è che c'è un governo fanatico convinto di essere il governo di Dio, il cui obiettivo finale è estendere la sottomissione a tutto il mondo. Questo è lo scopo dell'Iran, non è altro. Lui se gli dà i soldi non fa altro che peggiorare la situazione anziché risolvere il problema. Ma questo i dissidenti che ho sentito per scrivere l'articolo lo hanno detto chiaramente, molto molto chiaramente. Pensate che dare soldi, questi soldi al regime, questi soldi saranno utilizzati veramente per comprare il mais o altre cose dagli Stati Uniti? No, non faranno questo, li utilizzeranno evidentemente per riarmarsi, per riarmare i proxy e quindi le milizie filosciite tra Libano, Yemen, Gaza, che hanno combattuto, che hanno diciamo attaccato e combattono per il regime in Iraq, nello Yemen, in Libano, serviranno per continuare a finanziare queste milizie, serviranno per riarmarsi, ma come popolazione saremmo ancora e sempre di più sotto il gioco del regime. Ma del resto in tutti questi mesi, in tutta questa trattativa che ha portato alla firma di questo sciagurato memorandum, in realtà se si fosse impiegato un po' di tempo per ascoltare davvero la voce dei Pasdaran, quello che arrivava dai Pasdaran, in realtà loro hanno sempre detto che per loro quello non andava bene. Il clero del regime non era d'accordo e i Pasdaran hanno sempre osteggiato l'accordo, continuando a minacciare gli Stati Uniti, Israele e l'Occidente in generale. Quindi in realtà la loro posizione non è mai cambiata. A me avrebbe da chiedere stessi, a Trump o comunque a qualcuno dei suoi elettori, ma in realtà poi alla fine voi con chi avete firmato questo accordo? Con chi avete parlato? Avete parlato veramente con i Pasdaran o avete parlato con Ghalibaf, con Pezeshkian, che non rappresentano l'arte, diciamo, chiamiamola che è composto dai Pasdaran? Loro non hanno nessunissima intenzione di trattare col grande Satana, ma tantomeno hanno intenzione di privarsi delle aree, di aprirsi ad un mondo di diritti, chiamiamoli occidentali, così come noi li intendiamo. Non hanno nessuna di queste intenzioni. Qui alla fine avete firmato cosa con chi? Sarebbe interessante capire questo, perché poi in realtà tutto quello che è venuto dopo è stato un mare di dichiarazioni contrastanti. Gli americani hanno fatto sapere che gli iraniani erano disposti a fare a meno del nucleare, ma gli iraniani hanno subito detto sì, ma quello civile comunque continueremo ad arricchirlo. Gli americani gli iraniani faranno entrare gli ispettori della IAEA in Iran per controllare. Gli iraniani hanno risposto che no, questo non sarebbe mai accaduto, e c'è questo rimbalzo di dichiarazioni contrastanti che intanto non aiutano alla chiarezza, ma soprattutto non rendono giustizia a un popolo che si è battuto e continua a battersi per la libertà. E questa è la grande differenza di questo momento, di questo percorso, di questa
storia. Alla fine dall'Iran sono sempre arrivate rispetto alla versione americana, però evidentemente non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E noi siamo qui a dibattere sulla possibilità di avere o no un regime change, cosa che mi sembra evidentemente ormai tramontata in un modo anche abbastanza evidente. E quindi a che cosa si tornerà? Si tornerà ad avere un Iran pericoloso, un Iran disposto ad arricchire il nucleare, un Iran che non rispetterà gli accordi, un Iran che continuerà ad armare le milizie. L'Iran, come è sempre stato, forse ancora più pericoloso, perché il disinteresse americano in questa vicenda rende ancora pericolosa la posizione dell'Iran. Francesca, in tutto questo, tra l'altro, tu scrivi delle cose veramente drammatiche sulla base delle notizie che arrivano da dentro l'Iran. Qui esiste addirittura una mafia delle medicine, gente che non si può curare perché con quella moneta che è carta igienica, il rial, anzi la carta igienica usata vale più del rial iraniano, lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando, non si possono comprare manco le medicine. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Il sistema diciamo, economico sì, è vero, gli iraniani si battono in primis per la libertà, però le loro condizioni economiche della benzina non è quello, diciamo, il termine di paragone che noi occidentali abbiamo fatto in quel periodo per il costo della benzina, per carità, per le nostre condizioni è così, ma per loro ci sono ulteriori problemi, il costo del pane, il costo delle medicine, il costo dei generi alimentari, diciamo, base è altissimo, ok? Le medicine, soprattutto quelle, diciamo, costose, più diciamo relative a malattie un po' più importanti, sono quasi introvabili. E quando si trovano, mi hanno spiegato, soltanto presso, diciamo, referenti non autorizzati, vendono a quel prezzo che vogliono e solo poche persone possono permettersele, possono effettivamente pagare questi prezzi. Tutti gli altri sono destinati a morire, a non potersi curare e a non avere la possibilità di accedere ad altre forme di acquisto di questi medicinali. Quindi è una realtà complessa, dolorosa, poco conosciuta, che però a quello che mi risulta, ma posso sbagliare perché ovviamente non ho la presunzione di dire che conosco tutto ciò che accade nel mondo, ma non mi pare che ci siano grandi titoli, grandi articoli, grandi servizi su ma mi pare che tu si riferisce solo ed esclusivamente a Hormuz apre, Hormuz chiude, accordo firmato, accordo non firmato, soldi sì, soldi no, ma di quella povera gente che è morta e che sta morendo qualcuno se ne occupa, qualcuno di quelli che decidono, perché sai, io ho poche possibilità al riguardo, non decido nulla e non sono in nessun tavolo diplomatico, posso semplicemente fare il mio lavoro e provare a raccontare delle realtà, ma mi chiedo se la gente che ha la possibilità di sedere a quei tavoli, di ascoltare, di decidere di farsi ascoltare, se questo problema se lo pone. Infatti, ed è una domanda che mi pongo anch'io. Senti, in tutto questo, tra l'altro, l'Iran minaccia il nostro paese, ci saranno delle conseguenze per quanto ha detto Rutte, ma mi pare che qui stanno facendo un po' troppi gradassi anche con noi. Eppure noi ci eravamo tirati fuori da questa vicenda. Io francamente ti posso dire non sono sorpresa dalla reazione dell'Iran, perché questo è il modus operandi del regime. Tutti coloro che, diciamo, mostrano avversione nei confronti del regime o quantomeno che non si schierano dalla parte del regime sono dei nemici e come tali vanno considerati. Quindi se noi, poi non l'abbiamo fatto perché noi abbiamo comunque negato l'utilizzo della base di Sigurella, quindi poi il motivo per cui Rutte ha detto certe cose francamente non lo so e rimane nella sua
testa, mettiamola così. Però insomma, come dire, cosa facciamo? Ci facciamo ricattare da un regime? Rimango allibita non dalla reazione dell'Iran, perché io dall'Iran un regime rimane un regime, punto. Mi sconvolge tutto il resto, mi sconvolge la necessità di mediare con un regime, noi sostanzialmente che non abbiamo preso parte a nessun tipo di azione di guerra, noi che abbiamo sempre mantenuto un profilo piuttosto così diplomaticamente valido. Oggi ci troviamo a doverci giustificare con un regime per che cosa? Perché quelli agiscono così, cioè quelli si comportano così, non è che si comportano in un altro modo. Quindi anche le polemiche nate su questa storia le trovo veramente, veramente inutili, le trovo anche un po' deleterie, perché il regime si comporta da regime. Se noi temiamo una ritorsione, allora se temi qualcosa forse hai fatto qualcosa che non dovevi fare? Se non hai fatto niente perché devi aver paura? Infatti, questo è un po' un ragionamento piuttosto banale, ma la mia semplificazione estrema evidentemente vale anche per situazioni più complesse, che è chiaro non possono essere semplificate fino a questo punto, ma poi alla fine il senso rimane quello, no? E non capisco perché ci si stupisce delle dichiarazioni di un regime teocratico che uccide il proprio popolo, che è totalmente avverso a tutto ciò che può essere libertà, dei diritti, eccetera, eccetera, cose di cui peraltro l'Occidente si riempie in bocca, ma che nei confronti degli iraniani non mi pare che si siano sprecati più di tanto. Insomma, oggi, ripeto, si discute di Hormuz, apre, non apre. Vabbè, se gli americani hanno barattato la libertà degli iraniani noi altri abbiamo barattato la libertà degli iraniani per un litro di benzina, perché questo è. Però per carità, ognuno poi fa le sue scelte. Certo, è proprio questo il problema. Francesca, io non so come ringraziarti ancora una volta e che dire di più. Grazie a voi. Noi continuiamo a raccontare tutto questo e confidiamo nel pensiero critico dei nostri ascoltatori. Grazie ancora, Francesca. Ci Grazie a risentiamo voi, presto. davvero, buona continuazione, buona serata, grazie. Grazie. Allora, sono le 19, andiamo in pausa, ci sentiamo un bel pezzo, Piero Umiliani con Manà Manà del 69 e poi torniamo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.
mana mana. Di nuovo a te la linea, Antonino. Mana mana, tuturuduru. Entra proprio nella testa. Grazie Natalia, sono le 19, 3 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1222 di Chilometro Zoom. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Il telefono è aperto allo 0292947222. Che dire di più, bella gente? Qui la situazione è particolare. La situazione è che, come ha detto chiaramente Francesca Musacchio, c'è qualcuno che si è illuso di aver fatto un accordo che non esiste, accordo che non è assolutamente voluto dall'altra parte e che, come vedete, non viene rispettato. Questo dovrebbe far riflettere molti e dovrebbe far riflettere anche il comandante in capo alla Casa Bianca e i vari personaggi che lo attorniano in quel dello studio ovale. 029294 se volete essere dei nostri per telefono, oppure 340 670 9659. Vediamo un po'. Come ha scritto da tempo anche da Maurizio, ben prima di Musacchio. Maurizio, se tu sei più bravo di Francesca Musacchio, ne prendiamo atto e ti segnaliamo a Daniele Capezzone, così finalmente vai ad erudirci sulle colonne del tempo. A me sta cosa di voler fare la gara a chi ce l'ha più lungo veramente certe volte mi dà proprio il fastidio. Uno si mette qui, prepara una trasmissione, dice, briga, cerca di dare informazione, poi arriva quello, ma io tanto ce l'ho più lungo. Siamo tutti contenti. Un amico mio aveva anche qualche suggerimento in materia, ma preferisco evitare. Lasciamo perdere che siamo pure in fascia protetta. Va bene, andiamo a vedere invece che cosa succede nel nostro orbe terracqueo. Corsa contro il tempo in Venezuela, 589 morti, oltre 50.000 dispersi, italiani 3, gli italo-venezuelani morti, 5 feriti, 35 dispersi. Alla Guaira si scava a mani nude, è arrivato nel paese un primo distaccamento dei Marine americani, il terremoto mette a nudo la crisi del sistema sanitario del paese. E io continuo a pensare a quelli che ci hanno telefonato in tutto questo tempo per spiegarci quant'era bello il Venezuela sotto quel porco di Chavez e quant'era bella il Venezuela sotto quell'altro porco di Maduro e quanto è bella Cuba sotto quella porcata del regime castrista. Però mi raccomando, raccontateci che è bello, che è il migliore dei mondi possibili, anzi andatevi a trasferire pure, che senza i gruppi elettrogeni voglio vedere che cosa fate. Caracas, l'italo-venezuelano Giuseppe morto per salvare la moglie. Vedete, poi vengono fuori queste storie di eroismo drammatiche. Il sisma in Venezuela ha fatto scudo alla figlia di 1 anno, morta la moglie del calciatore Hector Bello. L'ondata di calore in Europa, un bimbo di 1 anno e mezzo ritrovato in auto muore a Marsiglia. Ondata di caldo, picco di accessi nei pronto soccorso delle città italiane. Andiamo avanti con notizie un pelo più leggere. Divorzio consensuale tra Amadeus e la Warner Bros. Uscita con 2 anni d'anticipo. Accorati appelli di Fiorello, ma le porte della Rai sembrerebbero chiuse. Ipotesi Mediaset. Qui ci siamo ridotti veramente che la televisione italiana ruota attorno a Rosario Fiorello e ad Amedeo Rita Sebastiani, detto Amadeus. Veramente, qua una volta c'era Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, eccetera, eccetera. Ora la televisione, se voi volete 2 fuoriclasse, gli unici 2 sono Fiorello e Amadeus.
e Carlo Conti, va, mettiamoci pure lui. Andiamo avanti. La questione battuta d'arresto al resort per i super ricchi davanti a Tavolara, revocata la delibera che aveva autorizzato il progetto. La BBC, ecco qua, diretta della BBC, i venezuelani provano a trovare i parenti ancora dispersi, questo mentre il tributo di morti del terremoto raddoppia a 589. Squadre di salvataggio internazionali sono sul terreno, stanno cercando a rintracciare, stanno aiutando a rintracciare i sopravvissuti. C'è un video che mostra un bambino che viene salvato da un edificio danneggiato, e qui è un po' come nell'Irpinia del 1980, quando 3 giorni dopo il terremoto i disgraziati, i poveri cristi che erano sopravvissuti, urlavano ancora da sotto le macerie. Vediamo, ecco, la BBC batte la storia appunto della moglie del calciatore Hector Bello, che è morta mentre salvava la figlia durante il terremoto. In particolare, che cosa c'è? Qual è il vero problema? Ecco, Dan Johnson, che è collega della BBC, che scrive dal confine a Cucuta, Colombia, confine tra Venezuela e Colombia, dice che l'aeroporto di Cucuta è chiuso al confine venezuelano. Agli arrivi abbiamo incontrato un vigile del fuoco messicano che era riuscito a salire su un aereo, aveva offerto la sua esperienza in tema di ricerca e soccorso. L'esercito venezuelano sta andando a prenderlo per portarlo nelle zone più colpite dal terremoto, in modo da unirsi agli sforzi senza sosta per tentare di salvare le persone dalle rovine degli edifici collassati. Si riportano migliaia di dispersi, l'incertezza di quello che si verrà a sentire dalle notizie sta radunando ulteriori persone qui al confine. Un venezuelano che non ha voluto condividere nessun dettaglio ci ha detto che stava tornando nel suo paese dopo anni passati all'estero, perché non ha avuto più notizie dai parenti dal momento in cui c'è stato il terremoto. Vuole vedere con i suoi occhi che cosa sia successo al suo vicinato e se essi siano sopravvissuti. Problemi nelle telecomunicazioni, strade malmesse, comunità tagliate dal resto del mondo rendono il coordinamento degli sforzi di ricerca ancora più difficile. Ci sono alcune storie che danno speranza di salvataggi di successo, ma a mano che il disastro entra nel suo terzo giorno sta diventando ancora più difficile restare ottimisti. Andiamo a vedere ancora qualcos'altro, sempre dalla diretta della BBC. La BBC pubblica alcune fotografie che non vi possiamo mostrare, ma cosa spiega? Che palazzi collassati e strade danneggiate dopo appunto gli effetti di queste 2 scosse di terremoto, che hanno forzato i residenti a trovare dei rifugi alternativi, in alcuni casi semplicemente dei materassi che sono stesi sui marciapiedi e delle tende che sono state piantate per le strade. A Katia Lamar c'è per esempio questa foto iconica che avete visto sui giornali di mezzo mondo, questo edificio che è piegato su un lato, dentro c'è un cane al terzo piano che cerca una via d'uscita. Nel frattempo cominciano ad arrivare anche i primi aiuti umanitari, per esempio arrivano delle bottiglie, delle damigiane di acqua fornite dall'Air Force, dall'aeronautica venezuelana. Abbiamo un insegnante, Muir Gibb, che insegna alla British School di Caracas, che stava guardando la partita Scozia-Brasile dei mondiali in un bar quando c'è stato il terremoto. Dice alla BBC che il pavimento ha cominciato a scuotersi e parti del muro, parti delle finestre hanno cominciato a cadere. Anche provare a camminare era difficile perché il pavimento era come se fosse diventato liquido. Spiega il ritorno nel suo appartamento per prendere qualche vestito per la notte. Tutte le mura erano crepate, danneggiate, era come essere all'interno di un film dell'orrore. Gibb dice di sentirsi molto fortunato del fatto di aver potuto dormire sul pavimento della sua scuola l'altra notte,
Certo non mi lamento, perché penso che sia molto meglio rispetto a quello che è successo alla maggioranza dei venezuelani. Insomma, la situazione è davvero drammatica, è davvero pesante e in particolare, insomma, i morti al momento ufficialmente sarebbero 589, ma è probabile che siano molti di più. Anzi, purtroppo temo che siano molti di più. Vedremo. Certo è che il Venezuela, ripeto, sta dimostrando tutta la sua arretratezza, tutta la sua inesperienza, anzi l'inettitudine del suo governo, l'inettitudine delle scelte che sono state fatte in questi anni ed evidentemente anche dei latrocini che sono stati fatti sulle spalle del popolo venezuelano. Andiamo a vedere anche l'ADN Kronos, vediamo se c'è qualche altro aggiornamento. Terremoto del Venezuela, abbiamo un aggiornamento del ministro Tajani, 3 italo-venezuelani sono morti, 5 feriti, 35 dispersi. Vediamo ancora un po' che altro c'è. Caldo record in Francia, bambino di 18 mesi trovato morto in auto. Il piccolo era stato soccorso e ricoverato in un ospedale di Marsiglia, emergenza senza fine in Europa. Iran, Trump accusa Teheran, droni contro le navi nello stretto di Hormuz, Axios, accordo tra Israele e Libano, pare che sarà firmato domattina. Ucraina, la Crimea dichiara lo stato d'emergenza dopo i raid di Kiev. Il governatore di Sebastopoli, Razoev, rimarrà in vigore fino a quando la situazione non migliorerà. Zelensky approva operazione strategica dello SBU di 40 giorni per spingere Mosca allo stop della guerra. Volkswagen scure sull'occupazione, piano per tagliare fino a 100.000 posti. Le misure di ristrutturazione seguono la clamorosa vendita della divisione motori marini Everence alla società di private equity statunitense Bain. Strage ferroviaria di Viareggio, condanne definitive. Moretti si è costituito in carcere ieri sera, gli hanno dato 5 anni. Trenitalia, attacco hacker sui dati dei passeggeri, non coinvolti credenziali o pagamenti. Denuncia pizze e tangenti, resta senza lavoro, il circolo vizioso della corruzione nella sanità siciliana. Ondata di caldo, l'impatto sui ghiacciai italiani, caldo e diabete, occhio al sensore della glicemia, rischi e consigli. Compact Tractor, il prototipo italiano di trattore che abbatte gli incidenti mortali nell'agricoltura. Lavoro Istat nel 2025, siamo sempre sull'ADN Kronos, occupazione più 1,1 trainata dal mezzogiorno. Legge elettorale, scintille alla Camera, Maggi espulso, seduta sospesa. Maggi strappa la legge elettorale, questa legge è uno sfregio alla Costituzione. Che palle queste ogni volta, pare che la Costituzione è roba loro. Auto fuori strada tra Foggia e Manfredonia, 3 morti sulla statale 89. Insomma, andiamo a vedere un po' le previsioni del tempo, andiamo a vedere i nostri amici del meteo.it che cosa ci dicono su come siamo combinati con questo caldo. Voi a quanto boccheggiate? Fatecelo sapere al 340 66 oddio 340 670 9659. Ecco, vedete, il caldo fa effetto anche su di me. Con Caronte weekend a 40 gradi Celsius, poi temporali, caldo record con l'anticiclone Caronte, scrive il meteo.it. Weekend fino a 40 gradi, da sabato 27 giugno intensificazione ulteriore del caldo. Primi 40 gradi, meno temporali più probabili al sud, afa alle stelle, notti super tropicali, temperature minime sopra i 25 gradi. Prossima settimana avvio rovente, poi arrivano forti temporali con grandine, specie da mercoledì 1 di luglio, temperature in graduale calo. Vediamo allora le previsioni per i prossimi giorni, vediamo che cosa ci offre il sito deilmeteo.it. Adesso si apre, meteo di domani sabato 27 giugno.
Allora, domani, sabato 27 giugno, vediamo, al nord l'anticiclone africano Caronte aumenta di potenza, la giornata sarà contrassegnata da ampio soleggiamento, cielo sereno e soltanto sui confini alpini ci saranno temporali di calore a partire dal primo pomeriggio. Venti deboli o addirittura assenti, afa in aumento, mari calmi e caldi, caldo africano fino a 38-39 gradi sulle zone di pianura. Temperature. Valori massimi attesi tra 35 e 39 gradi su tutte le città. Meteo domani, centro e Sardegna. L'anticiclone africano Caronte si intensifica, quindi giornata contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo quasi sempre sereno, solo raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente o localmente saranno assenti, mari calmi, addirittura più caldi della media, caldo africano, picchi di 38-39 gradi in Toscana. Temperature, valori massimi compresi tra i 32 e 33 di Ancona, Pescara e Campobasso e i 36-39 di Roma e Firenze. Il sud Italia domani, sulle nostre regioni domina l'anticiclone africano Caronte, continua sempre il meteo.it. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Più nubi interesseranno i rilievi della Calabria, anche con occasionali veloci piogge. Venti deboli, mari generalmente calmi, anche caldi. Più caldo con 35 gradi in Campania. Temperature, valori massimi attesi fra i 31 gradi di tante città e i 35 di Napoli. Andiamo a vedere domenica 28 di giugno. Domenica 28 giugno al nord, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente, splenderà un cielo spesso sereno. Nuvolosità maggiore sui confini alpini, dove non si potranno escludere temporali di calore. Caldo opprimente e afoso, valori massimi fino a 40 gradi all'ombra in pianura. Valori attesi tra i 31 gradi di Genova e i 37-40 delle città di pianura. Centro e Sardegna. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, il sole splenderà indisturbato in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno e con la nuvolosità che sarà davvero rara e temporanea. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi all'ombra in Toscana, 38 a Roma. Venti deboli, mare caldo. Temperature. Valori massimi compresi fra i 33 di Ancona e i 38-39 di Roma e Firenze. Sud e Sicilia. La giornata sarà contrassegnata, scrive ancora il meteo.it, da bel tempo prevalente e ampio soleggiamento. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso dappertutto. Caldo diurno in aumento con picchi di 33-35 gradi. Venti deboli, di conseguenza mari calmi e anche caldi. Temperature, valori massimi attesi fra i 32 e i 35 gradi su gran parte delle città. Che bel triduo di caldo, eh? Che bella roba, si fa per dire bella roba. Proviamo a sorridere con lunedì 29. Lunedì 29, caldo afoso con valori massimi, momento che, ecco, con valori massimi fino a 39-40 al centro-nord, sole prevalente, afa. No, questo è il meteo del... sì. Alcuni temporali su settori alpini e prealpini, improvvisi pure sulla pianura padana occidentale, quindi speriamo che piova. Temperature senza particolari variazioni. Per il resto, centro e sud Italia saranno soleggiati. Le precipitazioni si attendono su tutto l'arco alpino e appunto la pianura padana occidentale, qualcosa sul Basso Lazio e qualcosa al confine tra Campania e Basilicata, più o meno dalle parti del Sirino al Lago Negro. Quindi se fate l'autostrada Salerno-Reggio, statevi accorti se scoppia a piovere all'improvviso, mi raccomando che è sempre bene rallentare e andare piano. Va bene, sono le 19:22 minuti, a questo punto direi che noi possiamo tirare i remi in barca. Cosa c'è adesso? Adesso c'è l'immenso Ale Musella con cui parliamo di arte e domani alle 8, come sempre, il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa.
Le 9:30 avremo Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile, con Liberamente, e poi dalle 9:40 circa il garage dell'Alfista col sottoscritto, se non mi sbaglio stanotte. Grazie per essere stati con noi. Adesso, dopo Ale Musella, ci saluteremo con Drupi, Paese del 1978. Un piccolo avvertimento: in questo episodio Ale Musella se la prende con un signore che accusa di essere un truffatore. Sono dichiarazioni solo a lui ascrivibili e naturalmente io me ne dissocio, così come se ne dissocia tutta la struttura. Se rimangono in testa a lui e rimangono ovviamente di sua responsabilità. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora, anche questa sera Ale Musella è in diretta con noi, dall'Italia presumo. Come stai Ale? Sì, rimango ancora un po' qua, andrò una settimana poi a Dubai tra un paio di settimane e poi dopo ritorno e ritornerò poi a settembre, anche perché adesso a Dubai si è fermato un po' tutto, ma perché normalmente non è la stagione questa, insomma. Anche se è una città che, ripeto, non vive solo di turismo, anzi il turismo è soltanto il 20%, però è indubbio che si rallenti molto, soprattutto dopo la chiusura di diversi locali, anche per il discorso della finta guerra, insomma. Io la chiamo finta perché, come sai, sono stati 2 droni e basta, ne hanno fatto poi un dramma nazionale, ma in effetti a Dubai non è successo nulla. Ale, allora, questa settimana di che cosa parliamo nell'arte? Qual è il trend? Ma allora, mi è capitato di rivedere un personaggio, faccio nome e cognome perché, perché voglio salvare un po' di persone da questo individuo. Si chiama James Cioeta, si fa chiamare James Castelli, fa finta di essere il nipote di Leo Castelli, cosa che Leo Castelli non ha nipoti che si chiamano James, e poi comunque, ripeto, il personaggio in questione si chiama Cioeta, e purtroppo è uno di quelli che affitta le pareti, chiede soldi agli artisti, e la cosa brutta è che affitta degli spazi o comunque fa delle collaborazioni con delle gallerie dove poi non paga gli affitti e ovviamente non fa le gallerie, non fa le mostre, si tiene i soldi degli artisti e spesso e volentieri si ha le opere e poi non le restituisce. Questo è, insomma, si chiama James Cioeta, James Castelli. Questo è un avviso che faccio a molti artisti e anche a molti operatori del settore, perché mi è capitato di vedere, c'è un gruppo su Facebook che si chiama Fan James Castelli, che proprio è una presa per il sedere per lui, dove le persone possono andare a vedere tutto quello che non ha fatto e come si comporta, però nonostante siano, diciamo, nel 2026, dove in teoria basta cliccare o fare il suo nome per far venire fuori tutte le cose che ha fatto, c'è ancora gente che ci casca, soprattutto degli operatori del settore. E l'operatore del settore, che come è capitato anche a me, perché io 3 anni fa feci il curatore per le sue 2 mostre, concordando determinate cose, ovviamente lui poi non attemperò a quello che doveva fare, per cui io per rispetto nei confronti degli artisti che mi seguivano ho comunque portato a termine le collaborazioni, perché non mi andava, altrimenti poteva sembrare che anch'io fossi colluso con questo tipo di situazioni. Però poi dopo non ne ho più voluto sapere, anzi l'ho anche denunciato. Ciò nonostante, la giustizia italiana permette ancora che un personaggio del genere, che sia considerato un truffatore a tutti gli effetti, con diverse denunce da parte di tutti gli artisti che ha truffato e anche dei collaboratori, per cui magari usa il tuo nome dicendo io ho collaborato con Alessio Musella, allora uno dice beh, se ha lavorato con Alessio Musella allora mi fido, per cui poi ti fa fare anche brutte figure e poi dopo appunto si fa dare i soldi e sparisce, ma questo è un giochino che fa da 4 anni a questa parte. Per cui insomma, apro questa trasmissione proprio ricordando James Castelli. Voi siete grandi e vaccinati, se volete andare a vedere chi è, andate a vedere, però poi non cadete dal pero, perché io poi quando sento gente che si lamenta e dopo 4 anni questo truffa ancora, è un po' anche colpa vostra, perché avete tutte le possibilità per andare informati prima di essere
Ecco, questo è il cappello introduttivo per questa puntata. Che mi sembra un cappello introduttivo alquanto chiaro. E al di là di queste figure e di questi personaggi, questa settimana come stanno andando le cose? Allora, apriamo stasera l'Art Restaurant, per cui quello che c'è appunto qua a Forte dei Marmi. Ho posizionato all'interno diverse opere, tra cui Carmine Messina, Valente Cancogni, poi ho altri artisti, perché Mark Host, piuttosto che a Isaia. Insomma, sono 5 o 6 artisti che ho posizionato all'interno, come mio solito, con il suo QR code, e ogni venerdì, sabato e domenica farò parte dello staff, nel senso che sarò lì a raccontare l'arte e a dialogare con le persone laddove chiedano qualcosa relativamente all'arte. Altrimenti, essendo un partner del ristorante, sono lì per il benvenuto. E devo dirti che questo è un discorso che ho fatto, perché dopo, andando a Dubai e anche l'anno precedente, avevo lasciato in mano a qualcun altro. L'ho ripreso volentieri, anche se soltanto per questi 2 mesi, perché poi dopo la mia socia, che è ucraina, andrà avanti comunque tutto l'anno, perché la persona che era entrata prima dopo non è stata in grado di gestire il ristorante. E come ricordo 3 anni fa, è molto più facile dialogare con persone che arrivano al ristorante e poi, essendo tu lì, ti chiedono delle cose. Io mi ricordo che riuscii a vendere anche 4 quadri 3 anni fa, senza dover chiedere assolutamente nulla. Però in un ristorante di media, noi siamo aperti solo la sera, entrano dalle 60 alle 80 persone al giorno, che è molto di più di quello che entrano in galleria. Ora, per diventare un art restaurant è necessario avere gli spazi giusti, il QR code che comunque racconti, laddove una persona chieda informazioni, usa il QR code, poi in automatico gli vengono fuori tutti i nomi o comunque tutte le didascalie del caso, e avere una persona preposta a raccontare l'arte laddove lo dovessero chiedere, perché altrimenti rischia di diventare un complemento d'arredo, oppure la gente pensa che siano i quadri del ristorante, e per cui perde di interesse o magari non lo chiede. Per cui tutti quanti adesso, quando si parla di art restaurant, si parla di hotel, di boutique hotel, o comunque art hotel. Sì, tutto va bene con l'arte davanti, però questo dovrebbe dire comunque che c'è sempre qualcuno che è esperto e che possa raccontare, perché altrimenti veramente si rischia di banalizzare l'arte e di diventare oggetto di arredo, e arredare senza nessun tipo di concetto divulgativo degli ambienti, che poi a questo punto ha poco senso arredare se non vengono adeguatamente spiegati. Senti, una cosa che esula un po' dalla nostra conversazione: in questi giorni a Roma vengono festeggiati gli 80 anni della Vespa. La Vespa, che è un'icona dell'Italia, un simbolo dell'Italia conosciuto in tutto il mondo. Che cosa abbiamo perso a livello di design industriale dopo la Vespa? Perché mi pare che qui stiamo parlando solo di Vespe e solo di queste robe, tant'è vero che addirittura la Ferrari Luce è stata disegnata da una società americana, quella che ha disegnato l'iPhone. Insomma, possibile che noi festeggiamo la Vespa e però nel frattempo la Ferrari deve rivolgersi agli americani per creare dello stile? Allora, ma hai toccato un tasto dolente, nel senso che noi siamo famosissimi Chiedo per gli anni scusa, ma 70. No, per gli anni 70. Per gli anni 70 noi abbiamo fatto la storia del design, e per cui adesso, se tu guardi, poi tu sei un appassionato anche di macchine, di automobili, se tu guardi la scocca delle auto che abbiamo adesso, sono quasi tutte la stessa cosa. Cioè, è veramente imbarazzante sotto certi punti di vista. Per cui questo ti fa capire. Noi avevamo Giugiaro, avevamo De Tomaso, avevamo tutti i grandi designer anche dell'automobile li avevamo noi. E adesso invece è tutto standardizzato. Addirittura il tonfo che ha fatto la Ferrari Luce, dopo il management della Ferrari ha detto no, questa è la Ferrari del futuro, adesso abbiamo già tutte le prenotazioni del caso. Si sono dimenticati di dire che il collezionista l'ha presa proprio perché sarà nominata la Ferrari più brutta di tutti i tempi, e paradossalmente quando tu fai collezionista devi prendere gli oggetti rari, non per forza quelli più belli. Per cui
questo è il motivo per cui hanno venduto la Ferrari, non perché uno abbia piacere di guidarla, perché abbia piacere di mostrarla, come è sempre stato un motivo di vanto. Adesso invece è proprio imbarazzante. È imbarazzante anche che si debba andare a ricorrere a persone che ognuno deve fare il suo lavoro, no? Un designer è un designer, ok, però infatti lo si può vedere sulla Ferrari Luce, assomiglia veramente a un mouse, cioè nel senso che comunque ha tolto tutto quello che erano le caratteristiche della Ferrari. Se il buon Ferrari, nel momento in cui, se dovesse essere ancora vivo, probabilmente non avrebbe mai permesso una cosa del genere. Probabilmente non avrebbe neanche mai permesso che la Ferrari arrivasse a diventare elettrica. Per cui, per quanto riguarda il design, siamo un po' fermi, ma questo un po' dappertutto, perché parti dal presupposto che molto è già stato fatto. La differenza tra arte e design è il design è comunque qualcosa che poi ha un utilizzo, mentre invece l'arte di solito è contemplativa. L'arte diventa design quando magari è anche un complemento di luce, o magari diventa una sedia storica come quella di Macintosh o come quella di Le Corbusier, per cui la chaise longue. Allora lì diventa un pezzo d'arte che però ha un utilizzo, per cui c'è una crasi tra design e arte. Per cui la cosa fondamentale quando si parla di arte è che l'arte è contemplativa, di solito non si usa. Per cui per esempio anche la ceramica, no? La ceramica come scultura è un conto. Molti artisti come Dalì e anche Picasso hanno fatto anche dei piatti, ok? A parte che un conto è disegnare personalmente un piatto, un conto è che allora può diventare un'opera d'arte anche quella, perché comunque è firmata e può essere messa alle pareti o sottoteca. Quando diventano invece design industriale, per cui comunque va riprodotto in grandi numeri, a quel punto non perde la valenza dell'arte e forse anche un po' del design, quello poi diventa decoro. Certamente. Senti, oltre a questo, questa settimana il trend dell'arte qual è? Perché ora cominciano le giornate di luglio, è ancora un buon periodo per piazzare opere, per fare arte? Perché la gente comunque esce, ma con questo caldo cosa fai? Allora, ce ne sono, per esempio adesso a Pietrasanta c'è una mostra diffusa, perché prende Maria di Pietrasanta e Pietrasanta, di Gustavo Velez. Lui è un artista che conosco molto bene, con il quale ho collaborato e ho scritto anche dei testi per lui. Gustavo è colombiano e ha queste sculture che sono astratte. Tutte le sue opere derivano da un cubo che poi dopo viene scalfito e ridisegnato, spesso volentieri viene forato. Sono molto belle, e lui lavora con il bronzo, con l'acciaio e con il marmo. Ora, vedere Pietrasanta, che è una città bellissima, la chiamano appunto la piccola Atene, con diverse opere di Gustavo posizionate per tutte le strade, che poi la portano fino a Maria di Pietrasanta, per cui anche sul mare, devo dire che è molto suggestivo. Tra l'altro le sue opere, se avete occasione di andare a vederle, non abbiate timore, perché la maggior parte di queste, se voi le spingete, ruotano. Molto spesso quando sono io a Pietrasanta lo faccio apposta e la gente rimane sbalordita perché pensa che non si possono toccare o che non ruotino. Allora nel momento in cui sono state fatte perché ruotano, dovete farle ruotare, perché altrimenti perdono un pochino il senso. Non abbiate timore quindi di dialogare con l'arte toccandola. In questo caso sono molto contento appunto di Gustavo. Non è sempre una scelta, ci sono state delle scelte di Pietrasanta, allora dovrebbe esserci come in tutti i luoghi dove vengono poi esposte le opere, non dovrebbe essere solo una questione commerciale, per cui magari molto spesso affittano, cioè comunque ti danno un obolo che ti devono dare per affittare gli spazi, e poi siccome gli spazi, soprattutto a Pietrasanta, non è che costino poco, e allora poi dopo hanno diritto di posizionare un po' dove vogliono, sempre dando l'input al comune, le proprie opere. Bisognerebbe anche capire quali sono le opere che stanno bene e quali sono quelle che invece sono un pugno in un occhio. Per cui l'anno scorso, gli anni passati, siccome le mostre sono anche durate tutto l'anno, c'è stata anche qualche opera o qualche mostra che forse non era stata ben posizionata. Per cui anche quello le amministrazioni comunali non dovrebbero semplicemente legarsi a quanto pagano gli artisti o le gallerie, ma fare proprio una selezione. In questo caso comunque Velez, che ha sia sculture monumentali, la scultura monumentale parte dai 2 metri in su per antonomasia,
E però ho anche delle bellissime opere che ho venduto anche a diversi collezionisti degli anni passati, che possono essere anche di 40 centimetri. A me piace molto il fatto che poi si possano girare, perché il concetto base è: se tu vuoi che qualcosa cambi il punto di vista, sei tu che devi girare e devi muovere quello che hai davanti, non puoi aspettare che si muova da solo. Per cui questo è un pochino anche il concetto che c'è dietro le opere di Gustavo. Senti, una domanda così impromptu. Mentre giustamente la gente esce fuori, ci sono i parchi. Molto spesso nei parchi si mettono delle opere d'arte, possono essere temporanee oppure permanenti. Secondo te esiste un criterio guida per le opere d'arte, ma soprattutto ha senso esporre tutto questo a vandali e alla distruzione o anche alla semplice ignoranza della gente? Io penso per esempio un parco dove magari ti trovi davanti un'opera di Pomodoro e non c'è però un cartello, non c'è niente che te lo spiega. E tu vedi sta palla di bronzo e dici, ah, Pomodoro, e non sai nemmeno chi è. E invece è un genio, è un gigante. Perché noi siamo così chiusi all'idea di fruibilità dell'arte? Allora, una parte hai risposto anche tu, cioè proprio il rischio del non rispetto del vandalismo. Per cui questo, perché in Italia poi l'hai visto, no? Che quando vogliono fare le proteste contro il clima, contro che prendono e vanno a imbrattare delle opere d'arte. Questo poi dopo va a far sì che bene comune venga poi debba essere poi restaurato, per cui ci sono spese da parte dei comuni e comunque della comunità, e per cui insomma noi non abbiamo, paradossalmente siamo un paese pieno di arte che non rispetta l'arte. Io mi ricordo nel 90, quando andai le prime volte in Arabia Saudita, il sindaco dell'epoca era Khaled Abdulghani, che era uno della famiglia reale ed era un sindaco molto illuminato. E già all'epoca, quando io andai in Arabia Saudita, che non c'era ancora il telefonino e neanche internet, la gente pensava che io andassi nella patria del cammello, no? Si aspettava che io arrivassi nel deserto, mentre invece Jeddah era bellissima. Io mi ricordo arrivai in questo aeroporto pieno di vele, molto molto bello, molto folcloristico, ma veramente ben disegnato. E poi Jeddah era, siccome Jeddah è sul mare, bellissima, molto verde e una città splendida, devo dire. E una cosa che l'ha contraddistinta è che sulla cornice, per cui su buona parte del lungomare, chiamiamolo così, questo sindaco, Khaled Abdulghani, col quale ho ancora rapporto adesso, dopo anni, aveva posizionato e aveva comprato delle opere molto importanti dall'Europa e da tutto il mondo. Però in Medio Oriente c'è il concetto della fruibilità, per cui era bello vedere intanto il pieno rispetto di queste opere che non erano cintate, ma venivano vissute, per cui c'erano i bambini che ci salivano sopra. Ora, tutto deve essere fatto con una determinata educazione. Certo che se tu arrivi, per esempio, mi è capitato 2 anni fa anche a Pietrasanta di vedere delle opere che erano state posizionate lì e anche proprio per far sì che i bambini ci potessero salire, perché alcune volte è proprio l'inclusione, no? Che sanno cercare, per cui la possibilità di interagire direttamente con l'opera e non vederla solo come qualcosa da osservare. Anch'io quando sono in galleria, spesso volentieri contro ogni regola, sempre con il mio controllo, faccio toccare le opere proprio perché voglio che le persone si rendano conto e abbiano un contatto diverso, no? Perché vederlo è un conto, il contatto invece ti aiuta proprio a livello materico a ricordare, o comunque è uno dei sensi molto importanti il tatto, per cui per me anche nell'arte è importantissimo. Per cui sotto questo punto di vista, con adeguata cultura è bellissimo invece utilizzare le opere d'arte, distribuirle per tutti i vari paesi, le varie città. Oggi che c'è la possibilità di creare un QR code, probabilmente dovrebbe essere obbligatorio. In alcuni casi invece hai ragione tu, ci sono delle opere dove non c'è, e questo è un errore perché altrimenti diventa arredo urbano, punto e basta. Oggi invece si può fare col QR code, tu clicchi e puoi entrare e puoi decidere, cioè puoi capire in pochi secondi di che cosa stai parlando. Poi se vuoi essere maggiormente informato hai tutte le possibilità per poter poi andare a seguire su internet i vari artisti. Per cui per me l'arredo urbano, per me l'arte distribuita in Italia
dovrebbe essere più curata e soprattutto più rispettata. Mi sembra molto chiaro e mi sembra anche molto saggio. Senti, adesso quali sono i tuoi prossimi impegni? Che cosa stai preparando? Cosa bolle in pentola? Ma soprattutto un periodo di riposo te lo prenderai? Ma allora, un po' di riposo non lo sto prendendo perché sto scrivendo tanto, perché sto scrivendo un libro e per cui ho del tempo, cioè ho bisogno proprio alcune volte di staccare. Per cui rispetto a prima, che ero magari un pochino più presente sui social, adesso riprenderò, per carità. Però ho preso un po' di tempo per me stesso, ma non per non fare nulla, ma proprio per programmare e pianificare questo libro che parlerà di arte, ovviamente, poi dopo ci darò anche i vari estremi. Domani invece ho uno speech con Gio Capozzolo, che è un ottimo videomaker, l'abbiamo utilizzato tante volte per fare video arte, e anche un buon divulgatore, per cui Amassa mi ha chiesto se potevo essere intervistato insieme a Cancogni, che è uno degli artisti che curo, davanti a un pubblico in un luogo che è Piazza degli Aranci, molto bello, molto particolare, e ovviamente ho detto di sì, perché tutte le volte che c'è occasione di poter parlare di arte, per me è fondamentale, per cui è anche cambiare il pubblico di riferimento. Per cui i vari speech, secondo me, andrebbero fatti più spesso e magari un po' meno noiosi. Perché? Perché altrimenti, allora, se tu inizi a parlare, io se devo parlare a una conferenza so che termini utilizzare e come parlare, però cerco sempre di avere dei termini che siano fruibili e che possano essere compresi da tutti quanti, perché questo è un vantaggio, se no altrimenti diventi ancora più elitario e la gente, anche se non te lo dice, non capisce niente di quello che stai dicendo. Per cui questo è un consiglio che do anche ai miei colleghi: se avete occasione di fare degli speech davanti a delle persone, soprattutto quando potete interagire, fatelo, però un consiglio mio è utilizzate delle terminologie che prevede il fatto che chiunque possa comprendere bene quello di cui state parlando, perché altrimenti è il modo peggiore per avvicinare le persone all'arte. Sai, Galileo diceva che parlare oscuro lo sanno fare tutti, ma chiaro pochissimi. Per cui a maggior ragione c'è bisogno di saper utilizzare la propria intelligenza per far arrivare i concetti con la massima chiarezza. Un'ultima cosa, un artista che più ti ha colpito questa settimana? Velez, devo dire Gustavo Velez, quello che ti ho detto prima. Per cui se siete in Toscana, soprattutto in Versilia, non potete non vederlo, perché comunque hanno posizionato molto bene le sue opere e ecco, vi ricordo una cosa: non abbiate timore di toccarle e di farle girare, anche se sembrano pesanti, perché questo, come dicevi tu, nel pieno rispetto dell'opera, è una cosa che va fatta proprio per capire, perché se l'opera è stata creata per girare è proprio perché l'artista vuole che venga toccata, altrimenti non ha senso, se no l'avrebbe fatte fisse. Per cui col pieno rispetto, se siete in Toscana, Gustavo Velez a Pietrasanta, le opere girano. E allora, grazie caro Ale, al piacere di ritrovarci settimana prossima. Ok, grazie mille a tutti e ricordatevi, anche se è brutto da dire, se trovate un James Castelli in giro, lo dico perché io salvaguardo comunque il rispetto e la professionalità di tantissimi colleghi, lui non è un collega, non lo sarà mai, ed è un truffatore. Molto bene, grazie a te ancora, buona serata. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di solito io cambio sempre il cammino mio. Un tetto non ho, un bolletto cos'è, non so. Però sono contento come il vento quando va. E senza pregar santi quando voglio vado via. Di solito io giro il mondo e lo faccio mia. Compagni non ho per dividere quel che ho, ma se da un giorno all'altro io mi sono fermato qui,
dire che ha trovato il suo paese, la mia libertà. Ciao, come stai? Solo tu hai fermato i passi miei. Ciao, come stai? Io resto qui. Ogni tua via adesso è casa mia. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.